Almeno 500 persone presenti alla festa del canile San Francesco di Piazzola sul Brenta, Alta Padovana, per festeggiare proprio il santo a cui è intitolata la struttura. Una struttura che ha visto passare oltre 6.000 cani dalla sua fondazione, il 90% dei quali viene poi adottato. E a testimoniare il legame con il territorio, presenti alla festa i rappresentanti di almeno 30 comuni della zona, tra sindaci e assessori. Una festa, quella di San Francesco, aperta alle 15 e caratterizzata dalla Santa Messa con la benedizione degli animali e poi la sfilata e la dimostrazione di educazione cinofila da parte dei volontari del rifugio e la presenza di veterinari, educatori cinofili, nutrizionisti. Il canile di Presina, che occupa 18.000 metri quadrati, può contare su una cinquantina di volontari, molti giovani, una decina dei quali sono lavoratori socialmente utili, spesso in prova al posto del carcere. Qui sono stati accolti anche 1.500 gatti.